Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai, hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei, meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai, hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. I santi, no? Lui ha fatto una scelta di morire per noi, ossia loro tutti i giorni ricordavano che i nostri fratelli, che i suoi fratelli erano morti, erano stati salvati attraverso la grazia di Gesù. Ossia, io e te siamo salvati per grazia. Quando noi riconosciamo che questa base è la base del nostro rapporto con i nostri fratelli e le nostre sorelle e con Dio principalmente, noi possiamo camminare attraverso la grazia di Dio. E ultima cosa che loro facevano, loro pregavano insieme. Sia gloria a Dio nostro Signore e Re, per sempre dura il suo amore, grande il suo nome, meraviglioso egli è, per sempre dura il suo amore. Cantiamo, cantiamo, Con la sua mano egli ci sostiene, per sempre dura il suo amore. Egli ci dà la vita eterna in dono, per sempre dura il suo amore. Cantiamo, 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 cantiamo. per sempre Dio è fedele, potente ad operare, sarà con noi per sempre, per sempre, per sempre, per sempre Dio è fedele, sempre amore senza età, per sempre godremo in sua presenza, sempre, 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 sempre. Ogni giorno in noi la grazia sua troviamo, per sempre dura il suo amore, non ci lascerà né ci abbandonerà, per sempre dura il suo amore. Cantiamo, 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 cantiamo. Per sempre Dio è fedele, potente ad operare, sarà con noi per sempre, per sempre, per sempre, per sempre Dio è fedele, sempre amore senza età, per sempre godremo in sua presenza, sempre, 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 sempre. Sai perché il peccato non ha più
del perdono, Gesù vive. Sai perché cantiamo anche quando è dura? Sai perché la forza non ci lascia mai? Ogni cuore tiene stretta una speranza, Gesù vive. Gloria al Re, Gesù vive. Gloria al Re, vive in me. Gloria al Re, non è morto. Alleluia, vive in noi. Alleluia, vive in noi. Sai perché in noi non manca mai il coraggio? Sai perché la morte non ci fa tremare? La ragione è la sua resurrezione. Gesù vive. Vive in me. Gloria al Re, Gesù vive. Gloria al Re, vive in me. Gloria al Re, non è morto. Alleluia, vive in noi. Alleluia, vive in noi. Oh, vive in noi. La sua tomba è vuota, il cielo grida gloria. Dov'è il tuo dardo morte? Ha vinto il re dei re. Il mondo dovrà udire, la chiesa grida gloria. Dov'è il tuo dardo morte? Ha vinto il re dei re. La sua tomba è vuota, il cielo grida gloria. Dov'è il tuo dardo morte? Ha vinto il re dei re. Il mondo dovrà udire, la chiesa grida gloria. Dov'è il tuo dardo morte? Ha vinto il re dei re. Gloria al Re, Gesù vive. Vive. Gloria al Re, vive in me. Vive in me. Vive in me. Gloria al Re. Lui non è più nella tomba, no. No, perché è risorto e vive in me. Sì, oh, alleluia, cantiamo. Alleluia, alleluia, vive in me. Amém? Come è prezioso vivere questo momento e per me oggi è molto speciale perché la prima volta ho battezzato delle persone che ho presentato. È stato Patrick, Luca, Rebecca e questo è stupendo ricordare di questo. Come è bello camminare con questi ragazzi che si conoscono.
oggi è una testimonianza di fede. La tua fede è in Cristo Gesù, ma per un senso di ubbidienza a Cristo, per un senso di amore a Cristo, noi facciamo questa decisione di essere battezzati, perché noi battezziamo quella persona che ubbidisce, quella persona che ama Cristo Gesù, quella persona che ha confessato Cristo Gesù. Tu já hai vissuto questa esperienza con Cristo e tu non sei stato ancora battezzato. È un momento che tu possa dire, pastore, è arrivato il mio momento, perché io credo che Cristo Gesù è il Signore della mia vita e questa testimonianza cambierà la tua storia, perché questa testimonianza di Cristo nel tuo cuore. Amém? Amém.